Il caldo record non dà tregua, si boccheggia in tutto il Veneto, il record a Galzignano dove il termometro ha sfiorato i 40 gradi, raffica di malori, super lavoro per il SUEM. A Padova costretti a patire le alte temperature anche i pazienti dell'ospedale, mentre a Roncade nel Trevigiano i ladri si portano via il condizionatore del centro anziani. Individuato e catturato il presunto responsabile della brutale rapina in centro a Treviso ai danni di 2 sorelle settantenni, il bandito in scooter non aveva esitato a investire la pensionata. Il caso dell'infermiera di Verona arrestata per aver somministrato della morfina a un neonato che piangeva troppo facendogli rischiare la vita, interrogata si è dichiarata estranea ai fatti. Spara pure, così ormai esasperato ha detto all'ennesimo rapinatore un tabaccaio di Cadone che nel padovano picchiato selvaggiamente e derubato si è ritrovato con la pistola puntata alla tempia. Venezia come Disneyland, Cafarsetti stoppa la polemica con la stampa americana, meno strumentalizzazione e più collaborazione, chiede l'assessore D'Este. Primo weekend d'agosto, partenza massiccia per le ferie, traffico intenso su strade e autostrade, sorvegliata speciale la 4 dove si prevede l'afflusso maggiore di veicoli. Ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, lo avete dunque sentito dai titoli in apertura, il caldo, l'ondata di calore che sta interessando la nostra regione, ha raggiunto oggi il picco, molti nella Marca, anche i malori che hanno richiesto l'intervento del 118. Sentiamo. Sì, 118. Sì. Un'altra giornata bollente sulla Marca, un'altra giornata di super lavoro per il personale sanitario del SUEM 118 con decine di chiamate per malore collegate all'eccezionale ondata di calore che sta investendo la nostra regione, più 15% di interventi negli ultimi 2 giorni rispetto alla media. Oggi si sono toccati e superati in alcune località della Marca i 37 gradi, record Veneto a Galzignano Terme con una massima di 39,2 gradi. L'ondata di calore ha raggiunto il picco ed il perdurare di temperature bollenti e di elevate concentrazioni di ozono stanno creando problemi alla salute, soprattutto alle categorie maggiormente a rischio, come anziani, malati, bambini molto piccoli, ma non solo. Sicuramente la categoria più rappresentata è quella della popolazione anziana. Abbiamo peraltro soccorso anche bambini piccolini e anche persone pur sane e giovani ma che facevano un'attività fisica intensa all'aperto, quindi esponendosi al rischio di disagio da temperatura elevata. I consigli sono quelli dettati dal buon senso: non esporsi al sole, fare attività all'aperto nelle ore più calde, coprirsi il capo, bere molta acqua e preferire cibi leggeri, soprattutto frutta e verdura. Il colpo di calore può avere conseguenze anche gravi, quindi è fondamentale nel caso chiamare il 118. Se c'è mal di testa intenso, pelle caldissima e asciutta e perdita di coscienza, attivare immediatamente il soccorso sanitario. Nel contempo, in attesa dei soccorsi, mettere ovviamente la persona al fresco, magari con dei panni bagnati, e cercare di ridurre la temperatura. Per attendere un abbassamento delle temperature ci vorrà ancora un po' di pazienza. Secondo le previsioni dell'ARPAV, tra domenica e lunedì dovrebbero arrivare temporali, localmente anche intensi, e successivi venti di bora porteranno ad un ricambio completo della massa d'aria con la giornata di mercoledì. Il caldo dunque non dà tregua in questi giorni. A Padova, in ospedale, alcuni reparti del monoblocco sono senza climatizzatore e anche al CUP gli utenti in coda boccheggiano. Non si scappa dall'afa nemmeno in ospedale, il caldo entra nei reparti. La situazione è critica al monoblocco, un edificio di 10 piani. Qui i medici e infermieri sono costretti a lavorare senza aria condizionata, denunciano i sindacati. Purtroppo è un grosso limite di questa azienda ospedaliera. Noi abbiamo per metà della struttura dove non c'è un condizionamento che si possa definire tale, e quindi abbiamo molti colleghi che si stanno letteralmente lessando. Disagi non solo per i lavoratori ma anche per i pazienti. Il caldo assale infatti anche la zona del CUP, il centro unico prenotazione. Qui gli utenti in coda boccheggiano e sono costretti a farsi aria con i ventagli. Un'altra criticità da segnalare è il CUP, anche questi questa mattina ho verificato personalmente che devono usare dei ventagli piuttosto che dei fogli per
per allontanare questo caldo infernale. Sicuramente è una cosa eccezionale, io spero che non ci troveremo impreparati anche l'anno prossimo. Il caldo durerà ancora qualche giorno, domenica pare sia prevista la pioggia, ma quello che i sindacati chiedono è che la politica si metta d'accordo una volta per tutte ed intervenga prendendo una decisione definitiva sul nuovo ospedale. Per cortesia facciamo presto, l'ospedale non può essere una scelta fra chi è di sinistra o chi è di destra, l'ospedale è un bene comune, va fatto presto, si decide di farlo in un altro posto, non è questo il problema, ma va fatto in fretta. Questa azienda sembra che in parte sia diventata la Pompei 2, se voi andate all'interno troverete che ci sono 2 scavi che stanno cercando dei reperti romani, va benissimo cercare i reperti romani, ma cerchiamo anche di dare dignità e sollievo a chi ne ha diritto. Ladri del fresco al centro anziani di Roncade nel Trevigiano, i malviventi rubano un condizionatore portatile, il blitz nella notte in via Vecellio, nello stabile che ospita anche la sezione dell'Avis. Il danno è stato limitato per fortuna, però dà molto fastidio. L'amarezza del sindaco di Roncade per il furto nella notte nel centro anziani è ancora palpabile. Amarezza che diventa rabbia per gli anziani di Roncade che tutti i giorni si recano nel centro di via Vecellio per cercare un luogo fresco in cui trascorrere questi torridi pomeriggi. D'ora in poi si troveranno in difficoltà per colpa dei ladri del fresco, se così li possiamo chiamare. Una volta scassinata una porta d'ingresso hanno fatto irruzione e senza trovare un granché da rubare hanno pensato bene di portar via un condizionatore portatile ed un computer. Qui siamo nel centro anziani, come potete vedere anche nel pomeriggio è aperto perché in funzione c'è anche l'attività collegata al centro di sollievo, in modo tale che le persone che a casa hanno qualche difficoltà per il gran caldo e non sono magari dotati di aria condizionata possono venire qui a condividere dei momenti di convivialità stando al fresco in un luogo protetto e in un luogo indubbiamente piacevole. Il furto è stato scoperto in mattinata ed è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Roncade. Speriamo, grazie anche alla presenza della telecamera, di individuare l'autore o gli autori del fatto. Ed in queste bollenti giornate non mancano le notizie curiose legate al caldo. A Carbonera, nel Trevigiano, le altissime temperature hanno giocato un brutto scherzo al sistema elettrico che regola il campanile della chiesa di Santa Maria Assunta e nel cuore della notte le campane hanno suonato ininterrottamente per mezz'ora svegliando l'intero paese. Ed ora l'identificazione e la cattura del presunto responsabile della rapina ai danni di 2 anziani in centro a Treviso a fine giugno, dopo aver strappato la borsa ad una delle 2 anziane sorelle per guadagnarsi la fuga. Non aveva esitato a investire l'altra lasciandola sanguinante a terra. Le donne urlavano perché subito non si sentiva bene, però siamo corsi e abbiamo visto queste 2 signore qui. Lei, una signora, questa qui era molto sanguinante. Così aveva riferito ai nostri microfoni una testimone della brutale rapina ai danni di 2 anziane avvenuta la sera del 23 giugno sotto i portici di via San Nicolò a Treviso. A distanza di 1 mese e mezzo gli investigatori della squadra mobile hanno ottenuto dal tribunale un'ordinanza di custodia in carcere per il responsabile, definito dal GIP un soggetto pericoloso. Si tratta di un pregiudicato trevigiano, David Peruzza, 36 anni, tossicodipendente e senza fissa dimora, a cui la polizia è risalita grazie ai dettagli riferiti da un testimone oculare, in particolare il disegno di una pantera sullo scooter usato per il colpo e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca di Paese, dove il malvivente è andato a prelevare quella sera stessa 600 euro con il bancomat di una delle vittime. La collaborazione di una cittadina e le indagini svolte con particolare prontezza dagli investigatori della squadra mobile di Treviso hanno permesso di mettere insieme una serie di indizi che hanno consentito alla magistratura inquirente di emettere un provvedimento di cattura a cui è stata data esecuzione questa mattina all'alba. Le 2 sorelle, 2 settantenni, erano uscite da pochi minuti dal teatro comunale e stavano rientrando a casa. Improvvisamente alle spalle è arrivato Peruzza che prima ha spinto a terra una, poi ha strappato la borsa all'altra. Questo è il primo fotogramma nel quale si inquadra il malvivente che investe la vittima dopo averle rapinato la borsa. In questo secondo fotogramma lui si dà alla fuga. Per scappare è passato con le ruote sopra le gambe dell'anziana caduta. La prima prognosi per lei è stata di 15 giorni, ma per guarire ci è voluto molto di più. La sorella se l'è cavata con botte ed escoriazioni.
E tragedia questa mattina sul lago di Garda, una donna residente a Verona è stata colta da malore mentre stava facendo il bagno. Ad un tratto ha iniziato a dare uno sparo in acqua, attirando l'attenzione di altri bagnanti che hanno immediatamente allertato gli uomini del soccorso. Il fatto è avvenuto in località Pai, nel veronese. Inutile l'arrivo dei soccorritori che non hanno potuto che constatare il decesso. Sul posto l'elicottero e un'ambulanza del SUEM 118 e di Carabinieri. Ed operazione dei Carabinieri nel veronese, hanno arrestato 3 persone. I malviventi avevano messo a segno una serie di truffe ai danni di tabaccai lungo il lago di Garda. Uno dei 3, ben vestito dai modi cortesi, entrava in una piccola tabaccheria preferibilmente quando c'erano altri clienti e, mostrando una carta di credito post-pay, chiedeva al tabaccaio di poterla ricaricare di 500 euro. Mentre il negoziante procedeva all'operazione di accredito, il finto cliente contava le sue banconote finché la procedura di accredito era terminata. In quel preciso momento il truffatore fingeva di dover tornare in auto per prendere 50 euro mancanti, riprendeva la sua carta di credito e fuggiva. Nella rete di questi truffatori è finita almeno una dozzina di tabaccai sia nei pressi del lago sia nell'entroterra mantovano, finché ora sono finiti in carcere. Ed è stata interrogata questa mattina l'infermiera dell'ospedale Borgo Roma di Verona, accusata di aver somministrato della morfina ad un neonato per farlo stare tranquilla. La donna avrebbe negato tutto. E intanto decine di insulti nella pagina Facebook dell'infermiera. Oggi infatti la donna, che vive a Nogara, ha visto la sua pagina riempirsi via via di accuse sempre più violente, da chi le augura l'ergastolo come minimo a chi arriva a chiedere per lei la tortura e il servizio. L'infermiera di Verona, accusata di aver somministrato della morfina ad un neonato nel reparto di neonatologia dell'ospedale di Borgo Roma, è stata assentita questa mattina dai magistrati. Un interrogatorio di garanzia a fiume. Il legale della donna si è limitato a dire che la sua assistita si ritiene estranea ai fatti. La 43enne è stata arrestata dalla squadra mobile di Verona con l'accusa di lesioni gravissime e cessione di stupefacente. Secondo gli investigatori sarebbe stata lei a somministrare della morfina al piccolino per calmarlo. Il neonato sarebbe dovuto essere dimesso il giorno dopo, ma quella notte, tra il 19 e il 20 marzo, il bimbo, a causa della morfina, è andato in overdose e poi in arresto respiratorio. Solo grazie al tempestivo intervento dell'equipe medica il neonato si è salvato. Da qui il primo grave indizio contro l'infermiera. Sarebbe stata lei ad ordinare il preciso dosaggio del farmaco inibitore degli oppioidi che poi ha salvato la vita al bimbo. Questa sua sicurezza ha insospettito il medico, sospetto che è diventato grave indizio di colpevolezza dopo l'inchiesta interna dell'azienda ospedaliera di Verona e dopo le indagini della polizia. Sulla vicenda è intervenuto anche il collegio infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, che ha chiesto che vengano accertate le reali responsabilità dirette ed indirette. La nostra comunità professionale, hanno detto, non può accettare che il comportamento di qualcuno getti ombra sull'impegno di tanti che con coscienza, professionalità e umanità, concludono, svolgono ogni giorno un lavoro difficile nel rispetto della loro deontologia, vocazione professionale e umanità. Le polizia sono ancora in corso. Picchiato selvaggiamente e derubato di qualche migliaia di euro da 2 rapinatori, bruttissima esperienza per un tabaccaio di Cadoneghe che, per la disperazione, con la pistola puntata alla testa, ha detto al rapinatore: spara pure. Voglio stare tranquillo perché c'è abbastanza esposizione, quindi siamo a posto a poco. Marco Andretta continua a lavorare nella sua tabaccheria di via Marconi. Deve farlo nonostante i 16 punti di sutura che ha sotto le bende e il trauma cranico. Il furto che ha subito lunedì lo costringe a saltare le ferie per recuperare l'incasso sottrattogli con tanta violenza. Una furia, forse napoletana, che si è scatenata appena Andretta ha detto no ai rapinatori che, armati, gli hanno intimato di consegnargli l'incasso della tabaccheria. Andretta non ha desistito nemmeno sotto la minaccia della pistola. La disperazione di perdere l'incasso lo ha portato a dire spara pure. Allora sono partite le botte con il calcio dell'arma alla testa e alle braccia. Era l'ora di pranzo di lunedì. Cosa manca qui? Un po' più di controlli. I carabinieri sono qua vicini, però effettivamente non bastano per la comunità, insomma. Forse non conviene in certi casi reagire. No. Quanto disperati, insomma. No, al momento non conviene reagire, però o le forze dell'ordine o il comune o il sindaco, la zona deve essere più vigilata. Ecco, cosa manca secondo lei? Mancano dei controlli sotto determinate ore.
almeno per loro. È talmente un bravo ragazzo che insomma non si meritava quello che è successo, insomma, ecco. L'assicurazione rimborserà Andretta solo in piccola parte. Quanto alle immagini delle telecamere, l'agguato è avvenuto distante da quella della sua tabaccheria. Si spera in altre immagini video registrate nella zona della ex Grosoli, dove il tabaccaio è stato pestato e rapinato. Il suo aggressore era a volto scoperto. Ed incidente questo pomeriggio a Contramure, Portanova a Vicenza. Un'anziana signora di 91 anni ha perso il controllo dell'auto che guidava e si è rovesciata su un fianco, rimanendo bloccata all'interno. I pompieri hanno messo in sicurezza la Toyota Yaris, assicurandola con dei puntoni, per poi tagliare completamente la cappotta dell'auto per estrarre l'anziana, intanto assistita dal personale del SUEME 118. La donna, in buone condizioni seppur ferita, è stata trasportata in ospedale. Sul posto la polizia locale e la polizia di Stato per ricostruire la dinamica del sinistro. I familiari delle vittime delle valvole cardiache killer potrebbero essere chiamati a restituire i risarcimenti avuti dalla ASL, questo dicono le carte del processo. Avevano avuto un risarcimento, ma ora rischiano di doverlo restituire. Parliamo delle vittime delle valvole cardiache killer, impiantate in decine di persone, procurando poi la morte di alcuni di loro. I giudici condannarono in primo grado nel 2008 il professor Casarotto e Vittorio Sartori, il manager che si occupava dell'importazione delle valvole, poi assolti con formula piena in secondo e terzo grado, quando venne accertato che non esisteva a loro carico alcuna responsabilità. E dopo la condanna a carico dell'ULSS a un risarcimento, ora i familiari delle vittime, alla luce degli sviluppi giudiziari, potrebbero essere chiamati a restituire quei soldi. Nel caso di Antonio Benvenu, ad esempio, il primo a perdere la vita, la moglie era stata risarcita con 90.000 euro, la figlia con 74.000 e i fratelli con 6.600 euro a testa. Sono mesi ormai che questi familiari cercano di evitare il risarcimento di soldi utilizzati per il mutuo della casa e per vivere. Se dovesse arrivare la richiesta dall'ULSS, per loro sarebbe difficilissimo restituire quella somma, ma ora l'azienda sanitaria, carte alla mano, ha tutto il diritto di riaverli. Si sta per chiudere una delle settimane più calde, e non solo dal punto di vista climatico, per il comune di Venezia, che ha dovuto fare i conti con situazioni di degrado che hanno fatto il giro del mondo. L'assessore alla sicurezza Giorgio Deste però frena e chiede meno strumentalizzazioni e più collaborazione. Bisogna che la gente inizi veramente a aiutarci non con i social ma con le segnalazioni tempestive. Meno strumentalizzazioni e più collaborazione, questo è l'appello dell'assessore alla sicurezza del Comune di Venezia Giorgio Deste al termine di una settimana bollente per la città e non solo dal punto di vista climatico. Il riferimento al diluvio di polemiche scatenate da situazioni di degrado vero e proprio, ma anche da mancanza di buonsenso e inesistente rispetto delle regole e del vivere civile. È fondamentale la partecipazione da parte della cittadinanza tutta, e questo non vuol dire solo dai residenti ma da chiunque. Questo aiuta molto chi invece deve poi intervenire, e questo consente di risolvere i problemi in tempo quasi reale. Insomma, meno video sui social e più collaborazione con le autorità competenti, chiede l'assessore Deste, che per la città di Venezia, tra le più fragili e delicate al mondo, ritiene che l'amministrazione sia impegnata su vari fronti: prevenzione, repressione e migliore organizzazione del territorio. Bisogna pensare proprio di prevenire tutta una serie di situazioni. Come lo si fa? Lo si fa certamente a seconda delle aree, quindi dei fenomeni che li interessano, apportando appunto quelle modifiche anche nel tessuto urbano nonché sociale, proprio per prevenire che certi fenomeni possano realizzarsi. Sul fronte della repressione sono già operative le maximulte deliberate una decina di giorni fa. Naturalmente il fine non è quello di andare a sanzionare le persone, ma è quello innanzitutto di richiamarle alla buona educazione. Da Venezia ci spostiamo a Padova, ennesimo braccio di ferro tra l'attuale giunta di Palazzo Moroni e l'ex sindaco Bitonci. Al centro c'è l'ampliamento del centro ingrosso Cena in zona industriale. Ieri gli attacchi del centrodestra al sindaco, oggi risponde l'assessore al commercio Antonio Bressa, che si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Carta canta, assessore dorme tranquillo ed ex sindaco si agita, così sembra, per niente. Antonio Bressa, pur con pacatezza, non la manda a dire. Sul tanto sbandierato raddoppio del capannone di proprietà di una società milanese, la Binario SPA,
affittato al centro ingrosso Cina, tira fuori dal cassetto le vecchie carte, risalenti agli ultimi mesi della giunta Bitonci. Emerge che non è mai stata fatta nessuna multa che ne dica l'ex sindaco Bitonci, ma si tratta di una somma di oneri di urbanizzazione che erano stati richiesti a fronte della richiesta di trasformazione da area artigianale ad area commerciale. Sono circa 2 milioni di euro chiesti dagli uffici comunali come sanatoria e non come multa per aver adibito aree artigianali a centri di vendita all'ingrosso, specifica Bressa. Così sarà anche per il nuovo capannone sul retro del centro ingrosso Cina. Altra magagna, annuncia l'assessore, i nuovi parcheggi. La Binario, in accordo con la ZIP, propose di creare un silos auto in via Ronchi, ad almeno 500 metri dal capannone. Questo sì sarebbe stato un ampliamento, sbotta il giovane assessore, sempre autorizzato dalla precedente amministrazione. Quella attuale, invece, corre ai ripari. Reperendo una superficie aggiuntiva esterna al complesso immobiliare pari a 4.400 metri quadrati. Cioè l'espansione la stavano prevedendo loro. Era l'amministrazione Bitonci che stava cercando questa soluzione. Come andrà a finire? Fino a quando non verranno versati i 2 milioni di euro non succederà nulla. Il centro ingrosso Cina né lascia né raddoppia. Nessun raddoppio, insomma. No, assolutamente, questa è un'altra cosa inventata, si tratta della trasformazione d'area artigianale ad area commerciale. Con noi altro che raddoppio, stiamo cercando di ridimensionare la portata del centro ingrosso Cina. Per cui l'ex sindaco Bitonci sta raccontando delle favole ai padovani. Hub di via Catalani a Vicenza, dopo la consegna delle firme dei residenti per chiedere la chiusura del centro di accoglienza, questione di cui ci siamo ampiamente occupati nei nostri TG, pare che qualcosa si stia muovendo. Centro accoglienza profughi di via Catalani, la protesta della gente di cui ci eravamo fatti portavoce sta riscuotendo risultati, perché dopo la consegna delle firme raccolte e portate a Palazzo Trissino in prefettura per chiedere a gran voce la chiusura di quella struttura, il prefetto aveva deciso di spostare 10 richiedenti asilo in altro sito. Bene, ora un nuovo passo in avanti, altri 20 profughi saranno trasferiti, ma continua ad alzarsi l'urlo dei cittadini, cui si unisce anche quello del sindaco Variati. Quel sito deve essere chiuso, perché senz'altro ricorderete il malumore dei residenti che attraverso le nostre telecamere avevano espresso il loro timore, la loro rabbia nel sentirsi prigionieri in casa e ci avevano raccontato le loro esperienze scioccanti. Non sappiamo più cosa fare, la situazione è peggiorata enormemente in questi ultimi 2 anni e mi dispiace dirlo, da quando hanno aperto questa casa di accoglienza in via Catalani, dove ci sono dai 60-80 profughi. Mi sono corsi dietro 2 volte. Me ne sono trovato uno al portoncino di casa, nudo e crudo. Si mettono qua con bottiglie di birra e quant'altro e quindi è invivibile. Si arriva? All'esasperazione. E quindi quando uno non ne può più fa anche di gesti inconsulti. Devo viaggiare sempre con questo. Cosa? Lo spray. Il prefetto intanto ha assicurato che sono in corso controlli e rigorose verifiche sulla situazione di via Catalani per evitare il ripetersi dei problemi che hanno scatenato le proteste dei cittadini. Ma più che controlli, i residenti esigono che quel centro chiuda. Primo fine settimana d'agosto, attenzione al traffico massiccio che si sta riversando fino ad oggi sulle strade, rallentamenti alla circolazione causati da 2.700 transiti all'ora, si sono verificati questa mattina sulla A4 nel tratto Cessalto San Stino di Livenza fino al primo pomeriggio. La situazione odierna è stata un'anticipazione del traffico di domani, giornata da bollino nero, congestioni e code vere e proprie all'altezza dei cantieri da Porto Gruaro a San Giorgio di Nogaro per l'accumulo dei mezzi pesanti sulla corsia di marcia. Alle 14, 2 ore prima rispetto ai weekend precedenti, per i mezzi pesanti è scattato il divieto di circolazione e ciò ha contribuito a migliorare la circolazione. Attualmente la viabilità è ancora piuttosto congestionata con code a tratti tra Cessalto e San Giorgio di Nogaro. Task force di autovia il completo per domani con oltre 230 persone al lavoro. Ed ora siamo a Treviso per Suoni di Marca. Ieri il concerto di Francesco Gabbani, moltissimi i giovanissimi presenti. Ciao a tutti, come state?
Mura gremite a Treviso per il concerto di Francesco Gabbani. Adulti e bambini, centinaia di bambini che con le famiglie hanno affollato, nonostante il caldo afoso, l'intera area dedicata alla manifestazione Suoni di Marca. Idranti sul pubblico per portare un po' di refrigerio, ma l'entusiasmo è alle stelle quando sul palco, stavolta senza scimmia che balla, sale Gabbani. Brano d'apertura del concerto Magellano, quello che dà il titolo al nuovo album dell'artista, vincitore 2 volte di seguito del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte nel 2016 e quest'anno con i big della musica italiana. E mentre si avvicina la chiusura del festival, l'ingresso gratuito sulle mura, accompagnato dalle inevitabili polemiche con alcuni residenti sulla location e decibel della manifestazione, il sindaco traccia un primo bilancio. La lunghezza del festival sicuramente può creare dei problemi e ci sono molti cittadini che ringrazio per la tolleranza con la quale rispettano questa invasione nella loro privacy. È anche vero che noi stiamo monitorando costantemente il livello acustico dei decibel e abbiamo una ricognizione ogni giorno. Penso che quest'anno si siano rispettate l'esigenza di chi vuole andare a divertirsi e l'esigenza di chi legittimamente a casa in via Monfenera o nelle vicinanze delle mura. Siamo in conclusione, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, si parlerà di femminicidio questa sera, ospiti in studio la senatrice Laura Puppate ed il sindaco di Musile di Piave Silvia Susanna. Ed è davvero tutto, io vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. Si preannuncia un sabato davvero rovente, anzi è proprio il caso di dire infernale, in compagnia del terribile anticiclone Lucifero, ma domenica cambia tutto con l'arrivo di qualche temporale e anche di temperature che saranno più in linea con la media del periodo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sole ovunque, con cieli del tutto sereni o soltanto qualche velatura innocua sui settori alpini più settentrionali. Temperature massime attese mediamente tra i 34 e i 40 gradi, valori minimi previsti tra 23 e 25 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Anche qui avremo un'altra splendida giornata di sole ovunque, cieli completamente sereni e clima molto caldo. Temperature massime previste tra i 35 e i 39 gradi, minime intorno ai 24 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sempre sole e bel tempo su tutta la nostra regione, più nubi e qualche temporale sui confini alpini. Temperature massime attese in valle tra i 36 e i 38 gradi, minime intorno ai 21 gradi circa. Il mare sarà quasi calmo sulle coste e calmo al largo. I venti invece saranno deboli, meridionali lungo le coste e sudorientali al largo. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia.